Porca! Non so più buona di fare le gag adesso. Avevamo fatto un super video introduttivo, ma l'audio non è andato. L'acqua benedetta ti ha... Aspetta, la riprendo. Non è tanto benedetta, è l'acqua maledetta. L'acqua benedetta l'ha distratto. Allora, siamo vicino a un capitello. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova escursione. Oggi siamo a Rocca d'Arcier. Che dov'è? Nella valle di? Roncadelle. Davvero? Bel libro. Siamo qui vicino a Feltre. Intanto. Siamo in provincia di Belluno e andiamo a fare un'escursione verso un villaggio abbandonato che si chiama Fumegai. Ma voi lo conoscete? Se non lo conoscete venite con noi e vi facciamo vedere cos'è, com'è, perché. Beh. Buona visione. Il punto di partenza è il cimitero di Rocca d'Arcier, perché ho pensato il cimitero sicuramente ha il parcheggio, lì vicino passa il sentiero e quindi partiamo da lì. Ho pensato cimitero, paese fantasma e acqua benedetta. Si è rotto, giornatissima. Altro punto di riferimento, siamo qui al lago del Corlo. Oggi faremo un giro ad anello e proveremo a fare anche 2 ponti pedonali qui per attraversare il lago del Corlo. Venite con noi e andiamo a vedere cosa, come e quando. Ciao! Ecco, come vedete noi partiamo qui da Rocca, seguiamo inizialmente il sentiero e poi qui giriamo per questo e arriviamo fino a Scoccau per poi andare a Fumegai. Qui c'è scritto che il sentiero c'è una frana, ma speriamo di no, insomma, ok? Quindi qui prendiamo subito il 807, anche se c'è scritto che è interrotto a 1,5 km. Qui troviamo il primo ponte. Naturalmente non tuffatevi dal ponte, anche perché adesso vedrete che non c'è acqua, quindi vi spaccate la testa. Molto carino qua questo ponte. Allora, di qua si vede una cascatella e gli altri 2 ponti. Uno dovrebbe essere per le automobili, il secondo è l'altro pedonale che vogliamo fare al ritorno e speriamo di fare questo giro ad anello. Pont de Polio questo. Quindi qui il primo tratto adesso è sul lungolago, poi gireremo a destra in una salita verso un paesino che si chiama Forcelletta. Dopo un po' qui il sentiero diventa bello ripido, ma non è tanto, e ci sono dei bei passaggini, vero già? Arriviamo a un incrocio, vediamo qua cosa c'è scritto. Allora, Rocca è da dove arriviamo e Carazzagno di là. Boh, adesso guardo dove andare. Non sapendo bene andiamo a destra, che è più probabile. Dopo tanto boschetto si apre un po' di vista. Comunque qua siamo arrivati a un punto abitato e qua si può notare quanto poca acqua c'è, che là in fondo vedete che è tutto secco. Lago del Corlo. Ecco, come vi dicevo, fonte d'acqua, punto panoramico sul lago del Corlo. Cartello: attenzione, non sprecate l'acqua, non lasciare immondizia
e non sedersi sullo steccato che si rompe. E non urlare. E non urlare, non si sente, siamo nel microfono. Come vi dicevo, qui siamo a Forcelletta, 524 metri di altitudine. Quindi adesso noi prendiamo qui a destra, sentiero, giù per questa strada qui, per andare verso Fumegai. Abbiamo fatto sosta Barretta, adesso continuiamo per di qua. Ma da voi c'è Action? Action, cosa c'è? Che fai sta barrette domanda? buone, delle barrette vegane. Mamma mia, buone. Bellissimi sti paesini qua, vero? No, amore? ma non ci riesco a rendere la bellezza di sto Vedete che non posto. si riesce? Ma bellissimo. Bisogna viverlo, bisogna venire qua. Hai fatto vedere gli orticelli? No, Stizza dali. Spizza. qua le case sono tenute molto bene, hanno anche l'orticello, i pomodori, salvia. Ma che bello. Tutto tenuto benissimo, Guarda che fico grande. super ficus. Guarda, questo è un fico. Sì. Qua in lingua locale Forcelletta. E bei fioretti, gerani. Bello, bello. Dopo aver passato Forcelletta, e adesso qua il sentiero è strada, perché naturalmente avete visto le macchine prima sopra e fanno questa strada qui, cemento, e adesso stiamo scendendo un po'. Abbiamo scelto di venire da queste parti, diciamo, con una temperatura autunnale. Infatti quando siamo scesi dall'auto c'erano 14 gradi, siamo al 20 di settembre, e perché fare questo giro qui in piena estate lo vedo un po' accaldante, come si dice? Un po' troppo soffegon. Puoi dire soffrivo. Non si può dire. Grotta della pipì. Ecco, quando vedete queste grotte, perché dovete farvi la pipì lì? Cioè, tanto vai che fate in mezzo alla strada, cosa cambia? Non è che lì non vi vedono. Non è che... Ah, la pipì la puoi fare, basta ti porti via il fazzoletto e la scatola dei fazzoletti. Dai. Sembra che robe che diciamo. Allora, qui arriviamo a un tornantino. Allora, questa è la strada che faremo poi dopo a tornare indietro. Per adesso invece andiamo dritti, vediamo se c'è un cartaglio che ci dice qualcosa. Ti dice Fumegai. Ma dai! Che dove andiamo? Cammino retico dice anche. Ecco qua, cartello. Guardate il focus. Artigianale. Fumegai col cuoricino. Da questa parte. Ma voi la conoscete la storia di Fumegai? Vi interessa saperla? Adesso vediamo se cominciamo già a raccontarcela. Pezzettino qui di sentiero super godurioso, veramente dritto, molto molto carino. Sotto si sente il rumore di acqua. Comunque qui siamo ombreggiati, un po' di sole e ombra, bello bello, veramente il sentiero facile, adatto a tutti. Come vedete dal cartello siamo arrivati a Fumegai. Dopo un'ora e 30, 290 di dislivello positivo, 3 km 200 metri,
Arriviamo, come vedete, con facilità in questo paese abbandonato di Fumegai. Adesso qui cercheremo un posticino carino dove fare il pranzo e poi daremo anche un'occhiatina in giro. Abbiamo anche una ex fontana, qua qui non c'è, Certo. la trovate nel paese più giù che abbiamo visto prima. Per non annoiarvi faremo un altro video che pubblico la prossima settimana con l'esplorazione completa che facciamo qua in tutte le casette, e perché sicuramente uno che gli piace l'escursione non interessa vedersi l'interno di tutte queste case abbandonate. Se vi interessa, la prossima settimana uscirà il video che poi Extra. contenuti extra, e metterò il link comunque qua sotto quando uscirà anche l'altro video. Adesso cerchiamo un posto per pranzare. Allora, Fumegai è un antico borgo che probabilmente risale al 1873, infatti troviamo anche una targa qui a testimoniarne l'anno di fondazione. Siamo circa a 550 metri di altitudine nella Val di Carazzago e il borgo è famoso per essere stato abbandonato non una ma ben 2 volte. Il nome Fumegai veniva da fumegà, che in dialetto veneto vuol dire affumicato, diciamo, sporco da fuliggine, perché qui gli abitanti si davano da fare, diciamo, erano dei gran lavoratori e riuscivano ad abitare in questo borgo anche durante gli inverni più avversi. Allora, qua gli abitanti vivevano di pastorizia e di agricoltura, ma prevalentemente pastorizia, e hanno iniziato ad abbandonare nei primi anni 20 del Novecento, e poi l'ultima anziana se n'è andata e il borgo è stato definitivamente abbandonato. Una trentina di anni dopo, poco più, sono iniziati ad arrivare un gruppo di hippie che si sono stabiliti qui per 3-4 mesi, si narra, e hanno portato su mobili, hanno dipinto i muri come vediamo un po' in giro, e poi anche loro alla prima avversità, al primo inverno che è arrivato, se ne sono andati perché il paese è molto isolato ed è molto scomodo. Dopo aver visto almeno per fuori tutte le casette, siamo arrivati nel punto più alto. Abbiamo trovato qua un bel posticino con una scala e una panchetta con dei, come si chiamano, quei forati del cemento armato, e comunque facciamo merenda, pranzo qui. Adesso mangiamo qualcosa. Abbiamo dell'asiago stravecchio ed un bel pane rustico che abbiamo preso agli alimentari del paese. Perché abbiamo preso l'imo? Allora, racconta. Per far rinascere un po' le comunità montane, il turismo lento è importante. Cosa vuol dire turismo lento? Non è che parti da Milano con la spesa dell'S lunga, vieni qua, scarichi in appartamento e mangi una pizza una volta a settimana. No, tu vieni a fare un'escursione, ti fermi alle alimentari del paese e cerchi di comprare dei prodotti tipici del posto, quindi il pane è fatto qui, e poi in macchina abbiamo anche la ricottina affumicata qua nelle malghe qua intorno. Cerchiamo di aiutare le attività locali. Spunti netto, merenda. La merenda della montagna. Questa è sempre la nostra postazione per il cibo. Adesso c'è il bombo, lo vedete? Vedete che fa io da mangiare. Bombo, per piacere. E quella lucertolona gigante lì? Adesso mandiamo anche lei. Allora, intanto abbiamo fatto bollire un po' di pasta, adesso l'abbiamo già scoiata. Adesso ci uniamo un po' di ingredienti. Anche queste le abbiamo prese alimentari del paese perché me le sono scordate a casa. Cosa sono? Sono delle lenticchie del Tamure GP, dentro c'è già il pomodoro, quindi le scoliamo e le aggiungiamo alla pasta. Bravissimo. E ci mettiamo anche un po' di olio, sale, pepe, bombi, un coso, un super Qua asiatico. pasta e lenticchie, peperoncino. Buono? Ma quando assaggio te lo dico. Allora dai, assaggia. Abbiamo anche il mestorino oggi. Mensa style. Mensa. A posto? Guarda che bello che è sto mestolino.
Vai, buon appetito! Sì. Allora, caffettino. Il caffè è su. Pronti? Mentre aspettiamo il caffè, già sta tagliando il dolcino. Un po' lo taglio, un po' lo mangio. Un po' lo taglia, un po' lo mangia. Cos'è? È un plum cake all'uvetta fatto in un panificio di vicino a noi. Bene. Io. Attenzione. Ah, vabbè. E buon caffè e buon dolcino. Abbiamo finito di pranzare, abbiamo lasciato tutto pulito in ordine, ci portiamo a casa tutte le nostre immondizie e adesso torniamo alla macchina, però facendo un'altra strada giusto per fare il nostro giro ad Anello. Ritorniamo qua all'incrocio che abbiamo fatto questa mattina, eravamo venuti giù da sopra e avevamo girato qui, vedete qua dove c'è il cartello Fumegai, Panca anche. Adesso invece andiamo giù per di qua per tornare al nostro punto di partenza e fare l'altro ponte. Il sentiero qui per ritornare a Rocca d'Arcier è tutto in cemento per adesso, perché è una strada che possono percorrere anche le macchine per chi abita nei paesi qui sopra. Adesso tra poco arriviamo a Boldi e anche lì dovrebbe esserci una fonte d'acqua, facciamo vedere se c'è, se la troviamo. Questa dovrebbe essere Boldi Bar Ricoccola. È un baretto sto qua. Chissà quando apre. Strano. Infatti qua invece vuol dire benvenuti, invece adesso andiamo via. Arrivederci. Benvenuti, non c'è niente. Oh. Oh. La fonte d'acqua non l'abbiamo trovata. Qua su questo ponte delle Calgere c'è una bella vista qua sul torrente. Qua non si vede niente. Ecco la cascatella. Siamo usciti da lì, qui troviamo la strada, ma adesso andiamo per qua sotto per andare verso il secondo ponte. Non so se si vede dove lì c'è il ponte per le macchine e noi scendiamo per qua. Ecco, siamo arrivati al secondo ponte qua per il ritorno, pedonale anche questo. Adesso è veramente vietato far oscillare il ponte. Ho visto video di gente che ci saltava sopra, amore. È ovvio. Siamo qua a Brooklyn. Brooklyn, vai. Massimo 12 persone, se andate si fermano anche a guardare. Senza una botta fuori. Siamo tornati qua al cimitero, punto di partenza, siamo passati per il paese
qua di Rocca d'Arcier. Per arrivare qui siamo passati per il giardino di un signore che ci ha detto non sarebbe strada. E invece sì, caro. Sì, ho guardato nella cartina, infatti aveva i due orti con le sue belle rette, cioè deve lasciarci passare. Sì, separati, eh. Comunque in totale abbiamo fatto i soliti 300 metri di dislivello, 7 km in 3 ore, quindi un'ora e mezza andare, una e mezza tornare, così in tranquillità. Bellissima giornata, anche un po' calda. Mettete un bel like, un commento, condividete questo video con tutti i vostri amici di montagna. Gli amichetti? E gli amichetti? Lo dico solo se ci sei anche tu nel video. Gli amichetti di montagna. Gli amichetti di montagna. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima escursione. E andiamo a Coca Zero perché basta alcol. Basta alcol. E la prossima settimana esce il video con il dettaglio della nostra escursione, della nostra esplorazione. Contenuti speciali. Contenuti speciali. Avremmo trovato dei pezzi di ossa. Di ossa. Città fantasma. Città fantasma. Chi è che sa? Alla prossima.